Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Nuove regole per le quarantene e nuove limitazioni. Ieri, in tarda serata, il Consiglio dei Ministri ha deciso di introdurre nuove limitazioni, accogliendo parte delle richieste delle regioni per ridurre i giorni di isolamento per chi ha completato il ciclo vaccinale. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della conferenza Massimiliano Fedriga, il quale avanza la richiesta di ridurre le quarantene. Occorre considerare lo scenario attuale, ha spiegato Fedriga, con l'elevata circolazione del virus e cluster non più distinti tra loro che impongono alle istituzioni di prendere decisioni necessarie per non bloccare il Paese. Andiamo quindi a vedere in dettaglio le nuove misure. Vediamo. Dal 10 gennaio scatterà il lockdown per i non vaccinati con una serie di norme che vanno a ridurre fino al 31 marzo la possibilità degli spostamenti. Senza la certificazione di vaccinazione o guarigione non sarà possibile consumare nei locali pubblici, anche all'aperto, andare in alberghi e strutture ricettive, salire sui mezzi di trasporto, dove permane l'obbligo di indossare la FFP2, frequentare spa e piscine anche all'aperto, accedere agli stadi con capienza ridotta al 50% e nei palazzetti dove la capienza è stata ridotta al 35%, entrare nei teatri o nei cinema e poi è vietato praticare sport anche all'aperto. Va ricordato inoltre che il Green Pass dal 1 febbraio sarà valido 6 mesi. Per quanto concerne le quarantene non è più prevista per chi ha la terza dose o la seconda entro i 4 mesi. Ovviamente, se senza sintomi, si potrà quindi circolare purché con indosso la FFP2 per almeno 10 giorni. Chi ha solo la seconda dose dovrà stare confinato per 5 giorni, mentre per chi non è vaccinato l'isolamento è di 10 giorni. Diminuiscono i tassi di occupazione di terapie intensive e aree mediche, ma crescono le positività. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, che sottolinea anche come la nostra regione debba ancora fare molto per quanto riguarda ciclo vaccinale e dosi booster. Il Friuli Venezia Giulia è la quintultima regione in Italia per tasso di vaccinazione, dato che peggiora ulteriormente se legato alle dosi booster. Sono questi due dei dati contenuti nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe riguardo alla settimana di Natale. Proprio nella settimana delle festività natalizie in Italia si è registrato un netto aumento dei casi di Covid-19, l'80% in più rispetto alla settimana precedente. Calano leggermente i numeri dell'occupazione di posti letto Covid in terapia intensiva e aree mediche nella nostra regione, ora rispettivamente al 14,9% e 22,2%, quindi ben lontani dal limite della zona arancione 20% e 30%. Resta però sempre sopra soglia l'incidenza per 100.000 abitanti. A Udine, dato più basso regionale, è a 353, 408 per Gorizia, 476 per Pordenone e 521 per Trieste. Ciò che sottolinea invece la Fondazione Gimbe a livello nazionale è la crisi del sistema tracciamento e tamponi. La corsa al tampone, spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, presenta diversi rischi. Innanzitutto sovraccarica il sistema di testing dei tamponi molecolari, impedendo di testare con tempistiche adeguate chi ne ha realmente bisogno perché sintomatico o in contatto con soggetti a rischio, e in più il ricorrere al tampone rapido, non sempre affidabile, porta ad alimentare false sicurezze. L'emersione di un numero così elevato di casi, indipendentemente dalla revisione della durata della quarantena, conclude Cartabellotta, rischia di paralizzare il paese con un lockdown de facto. Record assoluto di nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia dall'inizio della pandemia, 1817 positivi nelle ultime 24 ore, 400 in più rispetto al triste record precedente del 28 novembre 2020. È un dato spinto dall'effetto coda del periodo festivo, ha commentato il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. Sempre sostanzialmente stabile l'occupazione dei posti letto Covid tra terapie intensive e aree mediche. Vediamo. 1817 positivi nelle ultime 24 ore. È il più alto numero di nuovi contagi mai registrato in Friuli Venezia Giulia fin dall'inizio della pandemia. L'ormai secondo giorno più nero, il 28 novembre 2020, è distante più di 400 positivi. Un dato che fa paura, anche se il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi getta acqua sul fuoco e dice è l'effetto coda del periodo festivo. In realtà il dato, altissimo, come detto, è da leggere insieme a quelli dello stesso giorno dello scorso anno, quando negli ospedali regionali c'erano 60 pazienti nelle terapie intensive e 655 negli altri reparti, e le vaccinazioni erano partite da poco più di 48 ore.
Oggi invece i numeri sono più che dimezzati: 27 pazienti in terapia intensiva, di cui l'assoluta maggioranza non vaccinati, e 278 nelle altre aree mediche. Un dato chiaro che dimostra quanto il vaccino abbia cambiato non solo la percezione, ma anche la realtà dei numeri che ogni giorno ci troviamo davanti agli occhi. Un anno fa il Friuli altalenava tra la zona rossa e quella arancione. Oggi invece, proprio per i tassi di occupazione ancora non preoccupanti, resta saldamente in zona gialla. Anche il dato sugli isolamenti 365 giorni fa era peggiore. Oggi i friulani fermati a casa sono 9.463, lo scorso anno erano più di 11.000. Di Covid e con Covid però purtroppo si continua a morire. Anche in questo caso i numeri impallidiscono rispetto al confronto con i mesi autunnali del 2020. 6 le vittime nelle ultime 24 ore, di cui la più giovane di 76 anni. E anche in questo caso la percentuale di non vaccinati è purtroppo molto alta. Apriamo adesso la pagina della cronaca. Ennesima aggressione ai danni di un medico, questa volta a Trieste. Un paziente senza mascherina si è presentato nello studio di un medico di base pretendendo di essere visitato. All'iniziale rifiuto del medico, l'uomo ha cominciato a prendere a calci una porta, spaccandone la serratura, spintonando e minacciando poi i presenti. L'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, insieme al Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani, ha condannato l'accaduto esprimendo la loro solidarietà per il medico aggredito. Tragedia nella notte a Villesse, dove una bimba di soli 40 giorni è morta dopo un aggravamento della sua malattia. A dare l'allarme sono stati i genitori che nel cuore della notte hanno capito che stava male. Sul posto l'automedica e l'ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare. La piccola era seguita dalla nascita dal Burlo di Trieste. Un dramma per tutta la nostra comunità, un paese di 1600 persone dove tutti si conoscono, dice a Telefriuli il sindaco di Villesse Flavia Viola. La nostra vicinanza va alla famiglia, ai genitori, ai nonni, così felici il 20 novembre scorso quando la piccola, figlia unica, è venuta alla luce, accolta con grande gioia. Ora piangiamo la sua prematura e tragica scomparsa. Spaccio di droga al Parco Moretti di Udine, denunciato un cittadino straniero. L'uomo è stato individuato dal personale della Polizia Giudiziaria e del nucleo cinofilo della Municipale del capoluogo friulano. È stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, di un bilancino di precisione di 175 euro, soldi ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto è stato posto sotto sequestro. Ancora furti a Udine e in provincia. In una villetta del capoluogo friulano è sparita una collana di perle con diamanti del valore di diverse migliaia di euro. A Pozzuolo del Friuli i ladri hanno forzato una finestra sul retro di una casa e hanno rubato monili in oro, oggetti preziosi e denaro contante. La Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato 85.000 fuochi d'artificio illegali stipati in un deposito privo di misure di sicurezza. Denunciato il titolare dell'azienda, un cittadino cinese. Vediamo. Erano ammassati all'interno di un deposito chiuso, tra l'altro adiacente ad un locale contenente del materiale altamente infiammabile. I finanzieri della tenenza di Spilimbergo hanno rinvenuto fuochi d'artificio stoccati in violazione della normativa vigente. Al termine delle operazioni, le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro di 742 confezioni per un totale di oltre 85.000 pezzi di artifizi pirotecnici e alla denuncia all'autorità giudiziaria del titolare di nazionalità cinese. I finanzieri hanno operato con l'approssimarsi del Capodanno attraverso uno specifico monitoraggio finalizzato alla repressione delle violazioni in materia di commercio di manufatti pirotecnici e materiali esplodenti. È in quel deposito chiuso che le fiamme gialle hanno riscontrato come gli articoli fossero ammassati in assenza di idonee precauzioni. Collaudato il nuovo cavalcavia del nodo di Portogruaro, sarà lungo più del doppio rispetto a quello attuale, 103 metri rispetto ai 46 attuali e largo quasi 20 metri. Collaudato il nuovo cavalcavia del nodo di Portogruaro, opera principale del primo sublotto del secondo lotto Albisopoli-Portogruaro della terza corsia dell'autostrada A4. Per 3 giorni consecutivi sono stati fatti stazionare sulle 3 travi dell'impalcato a 2 carreggiate 16 mezzi pesanti carichi di ghiaia e blocchi di calcestruzzo per un peso di quasi 800 tonnellate. Lo scopo era di verificare le flessioni del cavalcavia determinate dal carico, maggiore rispetto alla media che poi andrà a sopportare. Sono state adottate sofisticate strumentazioni e i test sono stati eseguiti senza interrompere la circolazione dei mezzi che viaggiavano sulla A4 e quelli diretti o provenienti dalla A28. Il tutto si è svolto a traffico aperto sotto l'occhio vigile di speciali squadre di emergenza pronte a intervenire all'istante qualora fossero state rilevate
sospettate anomalie nell'opera. Cambia l'esame di maturità del 2022 con il ritorno della prova scritta, ma solo per il tema di italiano. Un ritorno alla normalità, ma l'assenza della seconda prova rende perplessi studenti e professori. Futuro o quasi è quello che attende i maturandi del 2021-2022 con il rientro della prova scritta di italiano, più una specie di tesi di diploma e poi l'orale. Nella prova di italiano innegabilmente ci sono delle competenze non soltanto di tipo linguistico, ma anche di tipo progettuale, di tipo culturale, di tipo trasversale rispetto alle diverse discipline che caratterizzano i corsi di studi. Io credo che dovremmo porci il problema di capire perché non è stata riproposta anche la seconda prova. Noi in realtà l'abbiamo accolta con piacere, più che altro perché e avere comunque un'idea anche di normalità in un periodo del genere ci ha fatto piacere e ci fa piacere. Fare un tema di italiano è sintomo e anche sinonimo di ritorno alla normalità. Io penso che comunque sia un modo giusto per tornare a quell'esame che si faceva prima del Covid. Si intitola L'ultimo contratto ed è il thriller giallo pubblicato 25 anni fa dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. All'epoca della sua uscita, ricorda il Primo Cittadino, il libro era sold out. Ora la goliardica editrice ha deciso di rieditarlo, è stato presentato ieri sera a Udine. Dopo 25 anni, sì, anche perché me l'avevano chiesto già dopo il primo anno, anche perché si è reso irreperibile, grazie al cielo, grazie al successo di pubblico e di critica, e peraltro non sapevo se pubblicarlo con uno pseudonimo o se usare il mio vero nome, faccio outing davanti a lei. Mi è andato bene il primo, col secondo, con quelli successivi, e me l'hanno chiesto in tanti, perciò è un po' come quando uno dipinge, o quando uno dipinge, alcuni dipingono per sé, altri per suscitare emozioni, così vale per la musica, per la prosa. Il piacere mio perciò di condividere queste emozioni che si riproducono anche attraverso un giallo, un thriller, con più persone possibile. Il mio scopo è questo, peraltro tutti gli introiti che deriverebbero all'autore dalla vendita del libro, tutti integralmente saranno dati in beneficenza. Perché leggere L'ultimo contratto? Perché io leggerei L'ultimo contratto, perché a me piacciono tantissimo da morire i thriller, i gialli. Io adoro quei libri che iniziati alle 8 di sera non spegni la luce del comodino fino a quando non li hai finiti, perché non puoi andare a dormire senza sapere come finirà. Ci impiegherai diverse ore, ma il mio auspicio è che accada questo, dalla prima pagina all'ultima pagina tutto d'un fiato. Il telegiornale finisce qui, dopo la pubblicità vi ricordo l'appuntamento con A voi la linea. Buon pomeriggio.